Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Via dalle 14 di oggi alle prenotazioni della terza dose di vaccino contro il Covid per i quarantenni. Per fissare l'appuntamento potranno utilizzare call center, CUP, farmacie e web app. Di oggi chi ha più di 40 anni d'età può iniziare a prenotare la vaccinazione della dose booster contro il virus SARS-CoV-2 utilizzando call center, CUP, farmacie e web app. La dose di richiamo può essere effettuata da chi è vaccinato da almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel ciclo primario. È ritenuta essenziale soprattutto per coloro che appartengono a categorie a rischio, come gli ultrasessantenni, portatori di patologie croniche che determinano fragilità e operatori sanitari, ed è raccomandata per tutti coloro che abbiano o abbiano superato i 40 anni di età. A chi è stato vaccinato con Pfizer e Moderna sarà somministrato lo stesso vaccino ricevuto appunto nel ciclo primario, mentre nel caso di vaccinazione con AstraZeneca o Johnson sarà utilizzato indifferentemente uno dei due vaccini a mRNA. Le persone vaccinate all'estero con farmaci non autorizzati da EMA a partire dai 12 anni di età possono completare il ciclo con un richiamo o un ciclo completo con vaccino a mRNA ed è indispensabile che portino con sé al centro vaccinale il certificato estero. Lavoravano all'interno di un supermercato del centro di Trieste senza Green Pass. Per questo motivo 2 cassiere sono state sanzionate per inosservanza della normativa antipandemica. Multato anche il titolare per il mancato controllo del possesso della certificazione verde. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla divisione polizia amministrativa della questura. In arrivo sanzioni da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro. Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 11 a Povoletto, dove un operaio è rimasto incastrato con una mano tra il muletto e una lastra all'interno di un'azienda di via Roma. È stato trasportato subito all'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Remanzacco. È un uomo di 60 anni, è rimasto vittima di un infortunio domestico all'interno del suo casone a Grado, in Laguna, in località Morgo, poco prima delle 10 di questa mattina. È caduto e ha riportato delle lesioni alle gambe. La Sores ha inviato l'elicottero sanitario che ha trasportato in volo l'infortunato al Santa Maria della Misericordia di Udine, allertati anche i vigili del fuoco con una motobarca. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito intorno a mezzanotte e mezza a seguito di un incidente accaduto a Campo Formido, lungo la strada che conduce a Carpeneto. Per cause al vaglio dei carabinieri di Udine l'uomo ha perso il controllo della BMW che stava conducendo ed è finito cappottato in una canaletta a bordo strada, restando incastrato. È stato liberato dai vigili del fuoco che poi lo hanno affidato alle cure mediche dei sanitari. È stato accolto al Santa Maria della Misericordia. Si sono allontanati i macchinari impegnati nei lavori di esbosco e messa in sicurezza degli argini del torrente Torre nel tratto tra Pavia di Udine e Percoto. I lavori sono stati posticipati a data da destinarsi. La proroga è arrivata questa mattina dopo che un gruppo di attivisti si è ritrovato vicino al bosco minacciato dall'abbattimento. Si sono allontanati alle 9 di oggi gli imponenti macchinari taglialberi impiegati dalla scorsa settimana nell'esbosco della sponda destra del Torre nel tratto tra Pavia di Udine e Percoto. I lavori che sarebbero dovuti partire dopo l'alba sono stati rimandati a data da destinarsi dopo le proteste messe in atto da alcuni cittadini e ambientalisti. Vicino alla macchia verde, nata spontaneamente a ridosso dell'argine, questa mattina si sono raccolte una ventina di persone per osservare da vicino i lavori di cipatura avviati nell'area di circa 8 ettari che funge da barriera naturale, da pascolo per le api, habitat naturale per la vita di numerose specie selvatiche. Gli attivisti, che si costituiranno a breve in comitato, chiedono prima di procedere con lo sghiaiamento e che l'intervento in atto salvaguardi il bosco presente sulla sponda destra del torrente. La paura, spiegano, è che in caso di piena del torrente l'acqua raggiunga pericolosamente i campi e alcune abitazioni presenti a pochi metri dagli stessi.
Il tetto del torrente negli ultimi anni infatti si è alzato di circa 7 metri, raggiungendo l'altezza delle stesse sponde. Proprio per questo il nascituro comitato chiede che si attui prima lo sghiaiamento e solo dopo il ripascimento fluviale e l'eventuale taglio delle essenze arboree più giovani. Ad ascoltare le istanze degli attivisti questa mattina c'era anche il sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto. Le ruspe sono indietreggiate, segno forse di un primo passo verso nuove perizie e un nuovo tavolo di concertazione tra regione, amministrazione comunale, residenti, agricoltori, apicoltori e ambientalisti. Una nuvola di gas sospetta lungo i binari ha messo in allarme questa mattina intorno alle 4 l'area ferroviaria di Tarvisio. Si è trattato di una perdita di gas da un carro cisterna di un convoglio proveniente dall'estero e diretto in Italia centrale. Sul posto sono tenuti i vigili del fuoco di Tarvisio insieme alla polizia ferroviaria e a RFI. La perdita era di argon, un gas inerte che si congela a contatto con l'aria. Nessun pericolo quindi per l'incolumità delle persone. Il carro cisterna è stato spostato su un binario morto nella stazione di Tarvisio Boscoverde per la localizzazione nel punto della perdita e il successivo intervento di messa in sicurezza. È stato necessario l'intervento dei vigili per domare un rogo che la scorsa notte ha distrutto un camper posteggiato in via Trieste a Gradisca di Sonzo. All'interno del veicolo non c'erano persone e nessuno è rimasto ferito. Il camper è andato completamente distrutto. Sul posto anche carabinieri, le cause sono in corso di accertamento, ma sarebbero di natura accidentale. Il tema della violenza contro le donne è stata al centro di una giornata di confronto e riflessione al Teatro Palamostra di Udine. Un altro modo per dirlo è il titolo dell'iniziativa moderata dalla regista Rita Maffei, vicepresidente del CSS. Con qualche giorno d'anticipo sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fissata dall'Assemblea Generale dell'ONU per il 25 novembre, il palcoscenico del Teatro Palamostre di Udine ha ospitato un laboratorio partecipato che l'ACI, Alleanza Cooperative Italiane del Friuli Venezia Giulia, dedica annualmente al tema del contrasto, delle molestie sul luogo di lavoro e dell'influenza del linguaggio nelle relazioni fra persone. A coordinare un altro modo per dirlo, titolo dell'evento, Rita Maffei, regista, direttrice artistica e vicepresidente del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, in dialogo con le protagoniste del laboratorio di teatro partecipato e pubblico, alternati a letture e brani musicali. Nei mesi scorsi il laboratorio ha creato 4 momenti di confronto e riflessioni sul tema della parità di genere, coinvolgendo oltre 1000 persone all'ascolto della sociolinguista Vera Gheno con Il linguaggio che uso ha un effetto, della ex pallavolista Maurizia Cacciatori con Leadership e gioco di squadra, della dirigente cooperatrice Anna Piacentini con La felicità sul luogo di lavoro si basa sulla fiducia, il linguaggio è fiducia, e del sociologo Salvatore Toti Licata con Femminilità come valore. L'appuntamento del Palamostre ha concluso la prima parte di un percorso che ACI Donne e Parità Regionale in collaborazione con quella lombarda sta realizzando sull'importanza del linguaggio nei luoghi di lavoro, con un'attenzione particolare a quello di genere e al suo impatto sulle relazioni professionali e personali. Molto spesso, infatti, nel mondo del lavoro manca una vera riflessione sull'uso delle parole e questo lascia spazio a stereotipi di genere e all'uso di linguaggi obsoleti che possono avere riflessi anche negativi sul clima che si sviluppa sul luogo di lavoro e a volte si riflette pure nei rapporti familiari. Altre notizie di cronaca: stroncato da un arresto cardiocircolatorio un uomo di 67 anni di Cave del Predile a Tarvisio. L'uomo si trovava nella sua abitazione di via Giuseppe Garibaldi quando è stato colto da un malore intorno alle 15 di ieri. All'arrivo dell'equipe medica sono state avviate le manovre di rianimazione, ma per il pensionato non c'è stato più nulla da fare se non decretare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Tarvisio. Tragedia questa mattina in via Roma, Ronchi dei Legionari, dove un uomo di 40 anni è morto a seguito di un infarto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto l'equipaggio delle soccorso, un'automedica e gli agenti della Polizia di Stato. Ritorna tutti con le mani in pasta, la 9ª edizione dell'iniziativa che vede i maestri artigiani dell'etica del gusto aprire i loro laboratori a chiunque voglia imparare i segreti dell'arte bianca. In programma sabato 27 e domenica 28 novembre.
Dopo un anno di sosta forzata, ritorna sabato 27 e domenica 28 l'evento dell'Etica del Gusto, in cui i maestri artigiani dell'Associazione del Friuli Venezia Giulia aprono i loro laboratori per accogliere chiunque voglia imparare i segreti dell'arte bianca. Non è da tutti, oggi l'ho detto in conferenza stampa, fare una conferenza stampa con di fronte il panettone, il primo panettone che ha vinto la medaglia d'oro a livello mondiale, quindi Friuli Venezia Giulia, che ancora una volta terra di bontà, bellezze e di cultura anche del lavoro, perché non dimentichiamoci che dietro questi piatti, queste creazioni c'è un lavoro duro, faticoso degli artigiani che non guardano orario, non guardano fatica, insomma mettono le mani in pasta ogni giorno. E i laboratori sono aperti a chi si è iscritto. E nelle nostre realtà aprono i propri laboratori ai ragazzi e agli adulti, chi vuole proprio mettere le mani in pasta e vedere come lavoriamo noi artigiani soprattutto, e capire con che tipo di materie prime lavoriamo. Sono arrivati poco fa i dati che fanno riferimento ai contagi da Covid-19 nella nostra regione. Su 2.871 tamponi molecolari sono stati rilevati 279 positività con una percentuale del 9,71%, 5.884 i test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 19 casi. Si registrano i decessi di 8 persone con Covid. Nello specifico si tratta di un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 89 anni di Trieste deceduto sempre in ospedale, una donna di 88 di Trieste, un uomo di 63 anni di San Dorligo della Valle, una donna di 89 di Cormons e una donna di sempre 89 anni ma di San Daniele del Friuli, ancora una donna di 84 anni di Porcia e infine un uomo di 82 anni di Caneva. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 223. Siamo in chiusura per il nostro telegiornale, ma subito dopo la pubblicità l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.